Prorecco ha deciso di sostenere il progetto di nascita di un nuovo liceo scientifico sportivo qui a Chiavari, che in realtà riceve l'eredità dell'Istituto Gianelli Campus. Perché credete in questo progetto? Diciamo che abbiamo cominciato a entrare un po' nel merito, insieme a tante altre realtà importanti del territorio, quelle sportive sicuramente come l'Entella, a cercare di capire come possiamo dare una mano per questa realtà scolastica che potrebbe essere, e vorremmo che fosse, un'eccellenza non solo qui in Liguria ma a livello nazionale. Quindi le nostre competenze nello sport e quelle che sono le esigenze degli sportivi e dei ragazzi che affrontano la scuola e lo sport insieme, vorremmo provare a dare i giusti consigli e cercare di capire come rendere questo liceo un'attrazione per far venire tanti ragazzi non solo a fare sport ma anche la possibilità di studiare. Tu ovviamente sei stato un giovane pallanuotista prima di diventare presidente della Prorecco. Che cosa è importante nella formazione di un ragazzo che vuole dedicarsi allo sport? Credo che si stia andando sempre in una direzione in cui bisogna cercare di capire il singolo atleta, il singolo sportivo, che tipo di impegno lo sport gli richiede, perché non tutti gli sport sono uguali. Ci sono sport che si possono fare con meno tempo, meno ore di allenamento, altri che invece, come la pallanuoto ad esempio, necessitano di tantissimi allenamenti, almeno 2 volte al giorno se vuoi puntare a diventare veramente un giocatore di prima fascia. Quindi la scuola secondo noi deve cercare di essere un po' più elastica, andare un po' più incontro agli orari che sono differenti. Non vuol dire che deve essere un liceo o deve essere una scuola più semplice, assolutamente no, però sullo stile anglosassone, dove lo sport e lo studio ormai vanno di pari passo, sono convinto che con un po' di attenzione, con le idee chiare, si può fare sia bene lo sport che la scuola.